Saluti a tutti su un'altra puntata di Artista, questa gita su venio su in Ceragius, poi questione con un artista in Portumanno che non è ceragino però, e noi in Ceragius è su 92, questo è Castellaio, ma Castellaio di Aderuso, de Santudennero o de Santarennera, come in Araus, no, su in Moi, e sono questione di un monumento che biffi di esti Giampaolo Loddo, saluti Giampaolo. Ma non esagera, saluti. No, è di Aderuso, non esagera con un monumento. È un monumento, tu sei su una vita che a parte ha cominciato tutto un monumentetto, vista l'altezza. No, poi da lui ha cominciato in quale sia luogo, in sa Rai Radio Televisione Italiana, in Sardegna, Radio Sardegna, tu no, ma ancora a trascorso, dopo cominciamo a vendere serenata, a chitarra e mandolino. Chitarra e mandolino. Ma quando si va ancora serenata, la gente ha provato due. Tra l'altro, ogni tanto faccio uno sconfinamento in italiano. Tra l'altro, ha fatto durante di questa serenata, mai una pomoleria mia quando abbiamo sfidanzato, in stato il fidanzamento durante minimo 10 anni. No, ma prima del fidanzamento, prima di essere fidanzato 10 anni, ci piace il suo periodo clandestino. E cantare non sai come le tu pensando? Complessivamente sì, da quando si posta su un pari in Araus diciamo allora devo morire 14 anni e sa 12 in sano durare anzi mi fai piacere a durare poi come essere marito e moglie altro che nozze d'oro 62 anni del matrimonio sì. 60 adesso è una cosa troppo bella e non è che mi sono sposato picciocchetti quando mi sono sposato avevo 27 anni poi tu potevi un nai dei femmine che non si nada sedati ma se dei uomini ci si vuole nai devo tengono un preso umano poi se intervistando Giampaolo Loddo oggi che quest'anno insomma mese di Eulas fai sedati bella del 90 anni. 90 e la paura fanno però è sempre più scombattenti, 90, non tieni tregua, d'ogni a dire narrato pure, sono sempre bello, grazie a Dio sei cinuto. No, non è che sei sempre bello, sei De Bruso, De Bruso puro. No, non è una cosa, ma Santudennero, Santarennera, tu sei cresciuto, nasce e cresci un gummi. Nasce e cresce e finché è esistito trapiantato a Selargio, è stato sempre Sant'Avvendace, nasce e cresce e vivi un lì. No, tu hai una cosa, devo prima ancora di cominciare con Radiolina, con Videolina, con Radio Sardegna, tutto questo che hanno fatto tu, in teatro, su cinema, in canzoni, quando io chi e fatia questa comincia con il serenata, poi si passa in sala di ballo, che nessuno si ricorda che non hanno tante manco con nota, tante con note di discoteca. Beh, i club ci via. Ma in sala di ballo, che con 8 Deo, e ci diventa minimo 10 in casa di Domenti, da sposo elencai pure, ci vera. Se sale a ballo in Santa Vendrace si narrava è un nome sudamericano, il Panama. Il Panama. A faccia sagresa su gramo ci era il Capocabana, ma non il Copacabana, no, via sbagliato, il Capocabana. A faccia sagresa su gramo, dunque Viale Trieste. Viale Trieste. Poi Viale Poeto ci era la Maracaibo. Poi c'è la Camera del Lavoro, qui a sinistra deve Viale Armando Diaz. C'era una specie di magazzino lungo, andici che pianta su un manco e ci pianta 450 copie. Ma quando è che suonasti pausato? Su Sabro, su Domenico, in tre mesi gita? Sabato, domenica e festivi, sì. E festivi, quando ci viene a festa pausato suonasti. Con questa differenza in stari, famoso, dei 4 fino ai 7 in questa Camera del Lavoro Viale Trieste. Dopo si trasferimmo in Viale Ottone Baccaretta, più o meno su Mercaumo, ci era l'Aurora, sala da ballo all'aperto.
all'aspetta cosa bella. Sì. Ma il Grota Marcello ci viaggia in Sandu? Sì, ma Deo ci ha preso una scelta una volta. E poi, non ti piacia? Femmos una sala del ballo da ci Sempre viaggia così. in mera. Sì. No, ma tu hai una cosa che mi piace in me, no, facciamo i serenatas, Serenate, sì. ai picciocas, con chitarra e mandolino, ma non su un Sandu castello ci tenemos viaggia una proprio. tradizione manna dei mandolini, non su utenti, forse su I grandi suonatori mandolinistas hanno funti nasciuti a Napoli, funti nasciuti in Castello. sì, Giuseppe Anedda. Pippo Anedda e Flavio Cornacchia, poi ci viene E Nanni Flavio Serra, Cornacchia. che a questa chitarra era un demonio, di già. bravura. Sì. Ma a suo mandolino vi ha due demoni. Io mi ricordo un mente chitarrista, con Tui, con tanti, sì. Beh, però- abbiamo di serie B rispetto a questa, anzi di serie C. E poi Ci viene Nanni suonata, Serra, chi tutto era il- registrato e tutto, su Nanni Serra, che suonata in Rai e tutto Beh, quanto. un anno ci ha fatto una vita, sono di Senza a Rai, che in giro tutta la Sardegna. Ma Nanni Serra è di un nome italiano, chitarrista irripetibile. Irripetibile. Sì. Devo appunto un onore manno, poi quando abbiamo giovanetto, e abbiamo fatto su presentatori di una festa di fine anno, di Capodanno, e Fiat mi pare 80, 81, con E forse ci abbiamo di ora, o no? E ci via sta lui, ci via Nanni Serra, ci E via vivemus. e femos in Viale Marconi, a sinistra di Viale Marconi, o via San Benedetto, sul ristorante De Mimì. Esatto, De Mimì, sì. che facevano festa di fine anno Sì. e Deo abbiamo fatto su presentatori Sì, e tu sì. gli stasonavo, tutto stanotte, su Nanni Serra Secci, sono cuni, no, tu via Stampè. Nanni Serra Secci sempre suonava, non sì, si fermava nuda, Sì. una cosa troppo bella, Dio mi ricordo ancora. Questo veglione di Capodanno. veglione, sì. Ti auguro che ci via. Ci via fisarmonica, e stasera fiata di là a venire, ci via Marco Rivelli. Marco Nanni Rivelli, Serri prima Questa chitarra, batteria che ne via batteria vi era Silvio Bianchi. Silvio Bianchi. Bianchi. Poi ci via De Vita pure. No, no, forse via Sandro De Vita. Sandro De Sa Vita. tromba via Gianni Pilia, Gianni Viglia, sa tromba. sassofono Cico Marino, siciliano, trapiantato di Stano, però via sempre Castello. E su basso, basso per Mudeo. Tu sei Al basso, sì, Nanni Serra, chitarra, ed era il basso. E ogni tanto andiamo a due a schittare, spero, con Nanni. Sì. No, ma lui ha praticamente biviu e sei testimoni, ma se sì, è uno dei autori di questo nascimento delle televisioni in Sardegna, perché lui ha cominciato proprio quando avremo televisione, videolina, Sì. ma prima ancora sa radio, con radiolina, Sì, sì. balla con Rama Sound, che non fia manco in modulazione di frequenza, mi narraia Marco Loi, che via da radioamatori, non fia da proprio neanche in Beh, FM. tecnicamente non sciunavo proprio analfabeta, E tu tecnicamente. a straballare con ispuro, si Sì. cominciava con isso, dunque sa. Con sa prima trasmissione in emittente privata con Ramassa da provata una delle prime, però contemporaneamente abbiamo pure in Sarrai, in suo quintetto del Nanni Serra, in Sarrai abbiamo questa trasmissione Studio Zero Studio e Zero. Complessi Isolani. Sì. Ta cosa smè, bello sa ricordo, se Sì. se no. Cazzo, ti posso dire subito, sa data dessa prima trasmissione se del Rai di Castello. In su settembre del su 69. 69. 69. Però prima di fare trasmissione Sanremo, ho fatto, teniamo già una decina di anni di esperienza girando tutta la Sardegna e poi in sala del ballo. Ma sì. lui quando ha cominciato a suonare, a quali età ha cominciato? Dunque, in domo mia c'è stata sempre una chitarra, da babù mio. che era Moi un di una cantatore, sì. Babbo Tu, su babbo di Giampaolo Loddo, uno dei cantatori più manno, ma con una ironia che si cara proprio e osso, si narra, ansando, che non Loddo, uno dei più manno che entrava in questa storia dei cantatori, dei improvvisatori, Sì, a sa moda campidanese. E comunque teniamo, in domo mia c'è stata sempre una chitarra che non devo mai degnare di uno sguardo questa chitarra. Se non che, è questione di quando dovremmo morire di 17 anni, forse 18. Vivevamo in casa di via Montello, fine Santa Veneracia. Montello, c'è. Questa chitarra non ci abbiamo mai pensato. Una non bella notte di staria, su notte tardi, pago prima e mezzo notte. Siamo schizionenti con un amico di Sugalia, di Partire, di Vivella. Passano tre giovanotti su, una chitarra, una mandolino,
è un altro cantante, e poi suona pure il suo nome, che poi si è diventato amico, Salvatore Porro. Ah, è il porro. È il Porro. È il porro. Fianca a una serenata, appunto questo chitarrista, se mi doveva sentire io, vabbè, meschinetto. Questa notte a me questo chitarrista, mi è fatto pure di segovia. Ma di Aderos. Ed è venuto a suonare a dire, che era un certo Gainetto, che via bravo, Non mi dà ricordo questo Gainetto, vero? Stessa notte mi sono innamorato di questa chitarra. Ma dai. Sono in casa, ho piccato questa chitarra del babbo, ho cominciato a forrogare. Ogni tanto vorremmo dire, non di bestia nuda. Quando però forse provato, picchiamo due scorde e se sono non fai proprio scorda, ma questo mi verrà. Pensando che siccome ci verrà amico mio, viene cominciando a pigliare lezioni, mi si affiancava io, mi ha fatto bere alcuna cosa e poi si andava solo, completamente da solo, Ma dai. autodidatta. Dopo 7-8 mesi, sì, tenemmo un amico che poi si è diventato sgoppaio, che diventa un'orchestrina. Uno sette una fisarmonica, pianta due gemelli, si nata primo e secondo. Sì, primo Ligi e secondo Ligi. Razza e fantasia su babbo, no? E pianta gemello e sonanta, mi sa del ballo. E mi hanno subito ingaggiato, io dopo 6 mesi che mi tremano la chitarra, mi hanno fatto birra con una cosa, stiamo già suonando un'orchestrina. E dunque, Sempre accompagnatore, poi a pagare poi comincia a fare su solista. fai arpeggio su tu, sta Ma scuola. arpeggio spago cosa, con Savina, però con come Savina, solista, ci arrancamo bene, ma non ho mai detto questa mano shorta che voleva tenere un anno zero. Certo. Ci entra Savina come te lo può dire, Una miseria. che era irraggiungibile. Comunque mi da giocare benino, non ha sufficienza, là, così, sì. E poi così, però come accompagnamento abbiamo abbastanza. Beh, non è una cosa, io tengo questa grosità, Sì. però. Quando tu hai cominciato a suonare questa chitarra di Chicchino Loddo, del babbo tu, e io su tannavo. Babbo? Fia contento o dare ostacolato? No. Di T'era giurato, però di Pragia, dai. io sono vietato un'altra No, certo. Ma come ti abbivia tu questa cosa di picciochetto, quando tu scia stessi su figlio di uno dei più grandi cantatori, dunque non sciu sinzando Ci viene una venerazione che voi avete condotto in seguito, mi si cattavo anni dopo, entrai in domo di comunità, appunto un signore, il suo presidente di me segreto grande di essere dentro un domo un anno serra, un divismo, e poi è capitato a me pure, ma non poi avevamo bravo. Certo. Poi mi ha a videolina. Già passa, poi prima di essere videolina, se passavo in Sarrai, insomma, no, 10 anni prima del videolina. Certo. Però videolina in sandu su, sapremo principalmente quando ha cominciato in Che era una Castello, roverare. in Castello che stiamo stotto videolina. Si piacete il videolina praticamente. Poi dopo cominciamo in 86, fino all'85, prima del 86, la prima trasmissione che ha presentato Deo, Sardinia Canta, con Gianni Medda, mi azzerriamo questo e tutto. Gianni Medda era il patron di questa trasmissione che aveva a videolina, il Calderone. Il Calderone, che è una delle trasmissioni più cult nella Usoi di questa televisione in E Gianni Medda faceva questa pubblicità per la Marbo. La Marbo, gli orologi orologi Masnata Chimici. Gli orologi Brelo Cabin, vendiamo danzando su. No, e dunque, però tu hai fatto di adesso in Itapo di Unnai. 70 anni di carriera, all'incirca, sì. De Spur forse, forse di più. A Picciocchedo, a 17, 18, il periodo di serenata dunque, e dei sballi familiari che ti mandolino. Iniziando su Pore Unnai, carnevale 75 anni, che il carnevale, mi il carnevale Cagliarita Madiaun. A parte sul fatto che in Castello il carnevale vero e proprio non sceso manco i taesti. Ma su carnevale, su carnevale, carnevale non è che arriva all'acqua di rose, vero? Certo, e noi, ti ricordi, non esiste. Maschera che va diventa in noi, Sì, sa vanettera, sa gatto, ma non tenere una maschera tipica cagliaritana custa, sa punti, poi non cacciofali. Devo dettare il seme, si diventa fatto crescere. Noi volendo due maschere tipiche castellane, ci punti. E calipiente. Ti dicono da uno è stamponietto. Stamponietto. È proverbiale. Stamponietto. E nessuno si Devo che mi sei riunito mi donata sempre, io sei stamponietto. No, è altro, aspetta, un altro nome che tipico castellano, stamponietto è altro.
Non viene a conca. Ma Gesara torrai a conca. Sì. No, tu hai fatto pure un nai d'ogni cosa, che si sia cosa, come presentatori, come musicista, come attori del teatro. Scusa, del campo spettacolo, eccetto su ballerino, dei palcoscenici, tutto usato dopo, ha fatto su presentatore, tra virgolette, su presentatore, su cantante, su attore, su ballerino no, ma tutto usato dopo fatto, su strumentista, tutto usato dopo fatto. Ho cercato di fare tentativi. Prima di andare a dire che cosa che hai fatto lui come attore di teatro, ma poi li fa intendere, pago sottofondo Massimo Pinna e Moi Duponiri, una delle canzoni, che forse si attento, però successo, fra cosa che hai fatto tu, il disco su che hai fatto tu, poi tu hai fatto, tango un cazzao, che poi si è arrivato, tango arrabbiato. Allora, arrabbiato, ma... No, che succedeva aici. E Montedio, una varietà di canzoni di autori famosi, Sarraia, abbastanza licenziosi, no? E sappiamo di uno, allora io ti ho fatto, e mi pica rotto sfuggio su mano, Castellaio, e c'è poi un biassio a filo conduttore, e abbiamo fatto il tango incazzato. Che però, quando abbiamo fatto sul disco, abbiamo purgato, altrimenti via. Aici è, sì, in sul disco il 45 è purgato. È purgato. Se l'edizione originale mi ha appeso. Aspetta. Ma tu in pratica da fatica sta come ti devi stare pensata o no? Quando suonaste in pratica? Anche una volta sì. Quando potevi se doveva proprio libero. Allora, da 4 bombole a Stureni te pagai, andiamo a 2 ti ci faccio collocare. Si lui sei povero, non mi ti porta nulla, eccetera, eccetera. Poi per portare nulla, parodia di un castello famoso. Castellaio dice, tu scegli, io ti arrivo a fare che non ti importa nulla, forse si ci picchi, ma questo è la parodia di un tango argentino famoso, a Media Luz. A Media Luz. No, però successo per un anno che a stentio lui, come discografia, questione del disco, via forse me la manda mela, che in sul lato B ci via la Spesarì, che via un altro grande. Allora, abbiamo fatto, devo a Cesare quel che dice. Deo me la manda a me la bombola, fia sa risposta, certo. Allora me la manda alla bombola di Giulio Manera. Giulio Manera, del Rino, Sa prima bombola di Giulio Manera, non è, però credo che sia Samia, infatti abbiamo sempre precisato, la prima bombola l'ha fatto Giulio Manera. La bombola non se la do. La bombola non le ne do. Ah, non le ne do. Ed abbiamo fatto questa risposta, tanto è vero, su prima di sentire di stecco. Rino, abbiamo telefonato, ascolta e ti ha provato. Se abbiamo fatto intendere, si può stare però quando ho vissuto sul disco di questa bombola mia, e a Bucciò sul disco già vissuto di Giulio, e già morto. Mi da ricordo che mi ha tenuto il broncio una qualche anno. Sì, e poi vabbè. Si sono più sdevago. Ed abbiamo una cura a Giulio Manera, ascolta, a coltivare, dopo sola, questa sua cosa, appunto, tu scagliare, sia salva che sa mia. E no, lui che sono Corugna, sono due porcherie, non c'è nulla, dai. No, però in Sandu non si intendeva d'altro, in radio, su tutto canto, via una cosa, in mangia disco, si compravano su 45 giri. Andai a Merdonè abbiamo comprato sul disco. Calende via Manno a Pesi, non si può passare in macchina. Hanno detto, passiamo in disco, sul disco, lei la bombola me la manda a mela. E mi hanno impiastato solo. E però girato, non c'è nulla, questa stupidata di cose. No, è Spesarì. Quando abbiamo andato in sede questo disco, si via pizzichi per il disco, che non lo conoscevo, mi ha firmato in via su Largo. Tu mi da fare questo disco, e facciamo, andavo a registrare. Non avevo pensato che ci mettiamo dietro. Aspetta, vengo domani, devo sincrare mangiare, mi sono preparato sul disco dei Spesari, deve essere, in una roba che va più, di parliamo su comune. Mi sviggero urbano, io che una roba che va per mi sono inventato una situazione, mi c'è cassa più bella, ed è una Spesari.
E ha avuto un successo. Un successo enorme. 3 ristampe, è ristampato 3 volte. Sì. Ma ricordo che devo comprare, devo mettere un sangue, teniamo su un mangiadischi, 45 con tutte le batterie a manna, si usano le torce, no? Si piantaici, e vorremmo su questo disco che da una parte ci vieta, me la manda a me, e dall'altra parte spesa lì, e si spassiamo su ogni cosa che da ascoltare. Si cassa bene, me la manda a me, non c'è nulla. Spesaria su manco c'è un filo conduttore, che mi ha messo le corna e io ci da provocare. Ma me la manda a me, non c'è nulla. Pensate di Giulio Manera, ancora avevo, si dà per un'augura. Non c'è altro che su tormentoni. Lei no, io bombola, lui non le ne do. Non le ne do. È un tormentone e basta. Il sangue ha fatto perlomeno c'è una scusa. Ma tu ti sei sempre spaziato a fare parodias delle canzoni. Sì. E infatti noi siamo obienti che a Marco Loi sta inquadrando un premio che tanti donau in su 2014, dunque fu 6 anni a oggi, in silico, ti da ricorda, premio Maria Carta, uno dei tanti premi. E che vuoi suonare pure via che non vi sono mai spiegato che ti invitavo a silico. Mi ha telefonato Giacomo Serrelli, che è su direttori artistico della fondazione. Silico. Sì, io vengo volentieri, mi vai piacere in me, ma ti invitavo. Ma da un silico non ha pure mai rento a che fare, potevo girare tutta questa Sardegna, tranne che silico e l'Asinara. L'Asinara ci si andava in seguito. Certo. Ma finché iniziato mi mancava silico e l'Asinara. E tu che ci esistenti poi gusti. Certo. Tanti premiamo e tu hai fatto. E da obienti noi, tanti inquadrati a noi. Ed io tengo su filmato pure, poi mi diante mandavo. E mi coinvolto tutto su pubblico a cantare. Già Paolo, Castello su Pago di cosa che hai fatto e bio su questa premiazione pure, visto che è un bio già essa d'arga, che tanti donavo, questa cosa in filigrana, troppo bella, su Maria Carta, e intendevo su cosa che hai fatto tu. Allora io vi vorrei proporre il meglio della canzone sarda, però vista, anzi cantata con melodie di altre regioni d'Italia. Prendiamo la famosissima Non potrò riposare, e questa vorrei proporla su una melodia siciliana. E non perde niente, però che cosa perde? Perde nella mia interpretazione, nella mia voce, che non è certo quella di Maria Carta. Insomma, questa mia voce una volta era anche gradevole, ma adesso un po' per l'età e molto per le circa 30 sigarette al giorno fumate per 60 anni, pensa ai Vago Bosatro, insomma andiamo per il momento andiamo con Non potrò riposare. Se volete cantare fatelo pure. Non potrò riposare, amore coro, pensando a te e so d'ogni momento, non stesi in tristura prende oro, né in dispiacere o pensamento. Adesso cambiamo canzone e scendiamo a Roma magari. E questa è la famosa Apperi Misaiana. È troppo alta la chitarra, per cortesia, abbassate. Apperi Misaiana frisca rosa, chi so tremende che fosa e canna, Saianna non la perio e non la perio, fino a che si su sole in alto mare. Saianna non la perio e non la perio, sotto su che lu devi zumeu, come si canta fino a 3 dias, vade lontana, vade la rentu, come te fatto a ti perdonare, gente allegra e bella festa, che il so cantare, che il so pregare, ma non mi ascolta su coro mio. Poi proseguiamo con un'altra canzone. Momento, bravi, grazie, Dio si duvaghi. C'è l'inno sardo famoso e il famoso Procurate moderare. Gli diamo un tempo quasi quasi di mambo.
La conoscete tutti tanto questa canzone, se volete cantare. Procura de moderare, baronessa di Rannia, casino provvida mia, torra de zapper, declara de già sa guerra, contra de saper potenzia, e incomincia sa assenza, in suo popolo a mancare. Ora, per concludere, non poteva mancare con la canzone napoletana, la patria della canzone. No, però vi invito a cantarla tutti, tanto la conoscete, altrimenti mi firmo e non ci giochio più, ecco. Allora, dovete cantare anche voi. Nannedu meu, somundergai, voce, assicutera, non torna mai. Nannedu meu, somundergai. Bene, l'acuto forte. Nannedu meu. Buoni, per concludere, grazie, buoni, per concludere, una canzone di mare. Io sono cagliaritano, di quelli proprio dei quartieri popolari, Santa Vendrace. I miei zii Punterotti Viscarone. Mi piacerebbe cantarvi una canzoncina su melodia francese. E ve la canto in francese e poi cercate di capire cosa significa. La canzone è famosissima, La Viande Rose. Immaginate l'atmosfera del nightclub. Dans la mer de Georgien, je pesque des moumoujons, sparé d'Alice Carina. Tre pagelle, uno spirit, machon e menduletta, malaria e babaura. A Rocaglio pur Jarret, Surello e Mongiget, Corvaglio o Gatemer. Avec mes livrancs, des tremoulijon, Grand Ganguida, Filatrotta Morena, Sardinetta con che mallu, Triglie scoglie e sarigot e pisciure. Ora abbiamo mangiato carne, andiamo con i pesci. Cioè abbiamo mangiato pesce, andiamo con la carne. Pesce al gion, de gravito cabon, ma savezze sirbon, ma fate indigestion. Je suis ingordo, da punkurti un po' troppo. Uno sacchi e una sport, poi mi piga sa short. Le dottor m'ha prescritto un purgante e un clistere grosso quanto a un idrante e tremendo, sul dolore s'apprende, pare schizocrepante. Non mangerò più rien, scramentau, te sapesse sirbon, pur quell'indigestione, vorremmo più cagon. Grazie signore. Dunque, torniamo noi in Ceraju, a domu di Giampaolo Loddo, e un nao che bifi di noi già su 92, ma nao, e però questo è Castellaio de Castello, Castellaio de Santo Tenneru, de Santa Rennera. Santo Tenneru, poi chi è su Santo? Pare che prima che a Vendrace fosse su protettori del suo quartiere, che ci fosse Venero, ahí ci mangi spiegavo. E dunque, sa Venero in sardo e Tenneru. Santo è Tenneru, vabbè. Dunque, San Venero, poi diventa a suo femminile, chissà lui. De Santa Rennera. Tanto è vero, che c'è una targa, come ti piega questa strada Voelmas, sul raccordo con 631, c'è una targa, Viale Santa a Vendrace, quindi è diventato al femminile, invece a Vendrace è un nome maschile. Certo. Infatti tocca tanto segnalare sul comune questa cosa, sì. È andata a fare
torrai a porre a posto Sì. i sadarga che c'è in Santa Renera. Già le Elmas prima di arrivare. Sì. Dunque, io soltanto tanta cosa delle canzoni che fai tu, io ho visto questa premiazione che ti fatto in Sili con Nato Marras, Giacomo Serrelli, tutto canto. Ma discusso tu hai fatto un nome, la manda mela, spesare. Non è che ne fatto un mera. Hai fatto un mera, ma ti via questo telefono amico? Telefono amico? Il telefono amico mi abbiamo inventato questa situazione di una signora che è disperata, ha accertato con suo sposo o suo marito e si vuole confidare con me e di tanti di questa tontesa che questa signora si spara. No, invece musica, concerto, tu mi pare che ha suonato Concerto, suonare. Beh, ha suonato con Rosa Balistreeri. Concerto, prima come non è che tu troppo, un cantante, una chitarra, c'è il concerto di Picco Pallino. Beh, però... Il concerto, mi immagino un'orchestra, adesso manco 60 le me. Concerto di Picco Pallino, è il concerto, una chitarra. Vabbè. No, invece sì, con Deus Castelli, no, che ha fatto questo spettacolo folk del sud, con Rosa Balistreeri. No, questo viene a Tournée, folk del sud, organizzare. Ci viene a Lodo, in Sandu. Allora, ci vede grossi nomi. Viene tutto là, folk del sud organizzato dalla regione Campania. E ci viene grossi nomi. Ci viene Rosa Balistreeri per la Sicilia. Questa Campania ci viene Roberto Murolo e la nuova compagnia di canto popolare e in più Concetta Barra, sa mamma di Beppe Barra. Questa Sicilia di Rosa Balistreeri, questa Sardegna è una Niserra e Anna Loddo con la quale non sono parenti. Sì, Anna Loddo, ci fermo, è una Niserra e Anna Loddo, poi che ci viene la nuova compagnia di canto popolare da Punao, sì. E poi mi pare che non ci viene tra gente, no? Insomma, bella... E gira tutta questa campagna in metà del Lazio pure. È durata 2 mesi questa tournée. Sì. E poi, dunque, musicista, cantante, Sincilia, tutto canto, e poi... E anche autore. Autori. Io non sono musicista, sono soprattutto autore. Io mi definisco un buon autore, non di più. Però autori, prima di tutto, di cose di teatro, però. Cose di teatro? Cosa troppo bella. Abbiamo fatto il vostro teatro e abbiamo fatto una versione umoristica in cassettaio di Siliade di Omero, completa. Su 2000 questo ti ha fatto, 20 anni sa voi. No, su 1991, un anno prima. Sì, E poi è stato Notti de Gena, questo è un bello spettacolo, facile a fare, però devo fare sotto una Super Enaloddo, questo viene. Super Enaloddo adesso un'antologia di stontesa che abbiamo fatto, sì, è un'antologia che abbiamo fatto 2 sborse da Cine Giardino. Ma tu gli hai fatto pure? No, al Teatro Massimo. E gli hai fatto una compagnia teatrale, De Casteddu. E questa abbiamo fatta proprio per vai a chi l'incazzato, questa versione di Siliade. Esatto, che è stata un'altra cosa. Ci sono di 30 persone per fare Siliade. Mi scuso, tengo questa sfrontatezza di che sono bello traballo. Sì. Io mi ricordo questo cavallo che sta fatto e ha rennescioso a fare qualcosa agli spettatori nostri. Adesso teatro, che ha fatto tante cose, teneus una registrazione che lui ha fatto forse da Savini degli anni 70, il primo degli anni 80, e Fia da Sustani, una bella rappresentazione. Commedia teatrale di Sergio Murro Bonanima, con regia di Enzo Parodo, che ha fatto Amico Smera con Sergio. Dunque ci vediamo Deo, Antioco Usala, e Piero Marcialis, Sergio Murro, Enzo Parodo, regia, e su Simoni. Ecco, e noi su voi castiamo su un passaggio di questo filmato che mi ha donato Paolo Carboni, che è sul regista con Sustani, bel lavoro, bello traballo, infatti se tu vuoi fare bere pago, tu castiamo su un pari e poi torniamo a dopo di Giampaolo Loddo a questionare, a ragionare, a intendere che cosa bella che si può raccontare. Altro professore, non fate più convinto, intendo la diritto e per lo pubblico.
Io dovrei detto e tengo difficile. Come siete solo del secondo dello stizzo. Con cui tu prego, debro e troppo pera. Mi capite da prendere e mi fai bene sta diarrea. Mi come da qui. Questo ci dici, tanto un stizzione devi spiegare a rete. Senti no che cosa, mi senti degli stati. Quando anni fa ero andata su spirale. La 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 la. Ponga sul robo e vedete un sacenza. Ho misurato il dure, rosa per spezzuri, che tamari, teretto. Il tuo esempio è giusto, dopo prendere importanza. Tu sei riusciti, te marete di ignoranza. Non la sento mai, mi sono istruzioni, poi fai la gambara e poi mi morigioni. Sei tu sorteggio, viticco, sento non more, sento non morricco. Che burricco e tutto un mattiolo, da puro di prima non fare un ubrori. Dunque se io più su Stani, bella questa cosa, de mena, sibirica, questa registrazione è fatta de mena tempus a voi, forse su 1980, no? una cosa Sì. E dunque, musica, canzoni, autori di teatro, tutta questa parodia, tutto non ha fatto, ma Giampaolo Loddo è un attore del cinema, poi ti ha fatto, quanto film ha fatto? Come dei film veri e propri, lungometraggio è 13. 13, però ha fatto uno sciacomano di cortometraggi, pubblicitari, tutto. Ma cioè. film, forse su film più interessanti come Calirà dei film, secondo me, è su film di Gianfranco Caviddu, da fatto due con Caviddu. Passaggi di tempo. No, sono film veramente come te Calirari. La stoffa dei sogni. La stoffa dei sogni. La stoffa dei sogni. Tante volte ti ho premiato. Troppo bello, sì. Bello. Poi un altro bello film, abbiamo pubblicato Artideo, e Vallo a tre passi da Salvatore Mereo, bello film. Insomma, da un film, il lungometraggio è andato fatto 13. No, La stoffa dei sogni viene da un film di Ariel su, bello. Ma come te stai? Tu hai traballato due porta con Gianfranco Caviddu. Passaggio di tempo, sì, ma... Perché viene una cosa che ha posto i pesi con tutti gli artisti sardi, Paolo Fresu, Elena Ledda, Paolo Palma, Stui e tutto quanto. E Luigi Ullai e tutto quanto. Ma in questo invece La stoffa dei sogni viene da un film di Adele su un capolavoro, un grande film. Come te stai traballai in questo set? Contami qualcosa che ti ricorda di questo film. Ma questo è girato in Sardegna, non è che si andava ora. Però come te stai a questa esperienza che hai Su mia sera sul telefono, mi ho fatto anche un'altra cosa e mi hanno devo fare questo filmetto, con modestia mi danno. E quando è da fatto sul filmetto non piano film, ma piano filmone. È un filmone. Tante volte ha piccato premi in tutto il mondo sul film. Sì. Se mi do una manda sa trama esatta in questo momento non è che mi ricordo meglio. Ma abbiamo visto che all'incontro passaggio, ma da fatto di Adele tanti, si è traballato con Pillitto, con Pollini, con Salvatore Mereu. Con Salvatore Mereu. Poi un altro film importante, questo viene stato sulla televisione con Rai 1. Ha traballato con Enrico Pau. Con Enrico Pau sobre un film. Dirigio in Pesi Leggeri. Pesi Leggeri. Un altro grande film. Questo fosse a Rai, era bellissimo, L'ultima frontiera, uno sceneggiato trasmesso su Rai 1. Sì. Però sul primo film Cosa tua viene questo con Lello De Palma, Caccia Grossa. Adesso una storia che dà indicazioni scassaroni. Questo è un film bellissimo, non è un capolavoro, però è un bello film sulla caccia. È un film di 30 anni, 40 anni, No, di Bruso, è girato in 81. In 80 e dunque... Canto vai in dinari. 40 anni, già 40 anni, mamma mia. E G è pago. Ma come te film, a giudizio mio, modestissimo, su me lo film è La stoffa dei sogni. Stoffa dei sogni via bello, ma... bello traballo pure, se è questo di Franco Bernini, possa televisione, Rai 1. Ah sì, l'ultima frontiera, quello bellissimo. Bello questo altro. E poi ha fatto sempre con Caviddu, ha fatto per Rai 2, Disegno di sangue. Ma in realtà tengo una parte marginale, non...
No, beh, però ci piace Sì. in un ispur, cortometraggio, no, Sì. un periodo. E che s'arrega. sono ridotto su questa pianta di adesso. Sì. Mera, ma c'è stato, io ricordo questo Barbiere della Marina con Marco Antonio Pani. Marco Antonio regista Pani, di sì. adesso, e sono Alice di Peter Sono Barcias, Alice, sì. E poi che via da... Poi surti mi dopo girare, quanto è, 2 ciras fa, del cortometraggio, il Portugalli di calcio, Ah, ecco. Sixti, sinara, Ah, sì, con Paolo Carbone. è usabile anche qualcosa Sì, di sì, sì. questo film, ma ci arrivavo a pago, C'è Paolo Carboni. Si è girato Deo con una VPA, e sa VPA sa villa di Andrea Corso del Sugaglio, Del giocò al Sugaglio. Sugaglio, poi sta a riposo. Però, siccome Paolo Carboni è uno dei 3 editori di questa televisione, Ah, in sì? Sardegna d'Uso e a TV, Sì. impari a produzioni Sardegna di Sì. Nicole, Nieddu e impari a Tore Cubeddu, Sì. e dunque io mi addonavo proprio su uno scanto passaggio di questo film che ha fatto con Issu, Castello Sixti, Sì. ed è usabili in moia calincuno un minuto. Poi mi era piaciuto proprio tornai a pensare, a questionare torresti. l'edotto questo film che ha fatto lui, e in su 2017 ne ha fatto più di uno, ne ha fatto due, uno con Don Murgia e stato con Marco Pollini, Moda Mia, e ha fatto su sindaco di Tratalias, e sta via questa cosa. Non riposo una nuda, vedete questo Don Murgia, che sono nel sardo, un po' a stento, è sardo però, e nasce in Inghilterra e vive sempre in Inghilterra, è figlio dei sardos, che sono ragazzi un italiano, e vengono noi in Sardegna, poi girare su film il sindaco di Tratalias. Anni dopo girare una varia scena, però sul film intero non dopo mai più, però è accabato subito. Dopo girare una varia scena, delle quali una girava entro in un uragano bellissimo che c'è a Tratalias. A Tratalias c'è un signore un uragano, bello umano, e gira proprio entro su un uragano, una delle scene. Beh, poi Tratalias è una bella vita in Sulci, poi c'è via Tratalias prima vecchia, Beccia, sì, e sì. poi dopo tante l'orata Sì. fa, infatti in Tratalia Beccia c'è questa Gresia, Manna, Mera, Del suo film bellissima, è intero, una basilica il e tutto. sindaco di Tratalias intero dopo ancora più, Non da forse ancora più. girando in Inghilterra, non riuscito. Boh, Baigi, quando adesso, Sì. che tanto a fare i biri. Questo Don Murgia poi dopo gira con esso. E dunque, E con esso ho girato sempre per il film sindaco di Tratalias, una vera scena, girare sono scesa a Undi, a Calaluna, questa cosa bella. dopo Calagonone, accanto nel Golfo di Roseno. Nel Golfo di Rosei. Una varia scena che ti sul girare. comune del Dorgali. Sì, sì. Tra Dorgali e Maunese. Sì, di girare segni a Calaluna, sempre di Ecco, però sicuramente è un Paolo Carboni ha donato la possibilità di trasmettere qualunque minuto su film che ha fatto Castello Sixti, Sì. e dunque è usabile impari qualunque minuto di questo film, e poi torna usato modo. Buongiorno Marcello. Oh, buongiorno. Stiai, e che duro. Tutto sa di se non si resta volta sul negozio, che senza gente che passa. Si legge sul giornale. Addio, fatta sardi, tu sono stontonato di Giampaolo. Cosa che era in residenza tutto su raspo su traballo. Sei un leggende, di stare per fare lui puro, a summanco stendi bocca su qualche cocca che ne si inconca. Andava bene? Sì, ma come ti riesco in conta? Io faccio uscire. Ma poi non è bellicetta, da qui che da cinese, su 4 reali, se mi sono fatto su chiamicino, una mi rotto. Contentai. Ah, io camminai. Tocca bene. Magari di sta giacca, se si lì, che ne sai, con spirus, e aí ci ridiamo a destro, e bellicetto. Andava bene? Là non mi sa che hai spillo da sta schiscione. Oh sì, tu spazio a scabeccio, una bellezza. Pensate se vi era scritto sul giornale? Ci viene scritto cose di architettura, depinti orrai a fare sta skyline. La schisa scalare. Skyline, non è così. Arriva l'architetto. Ma dammi una cosa tu. Te questa giacchetta cucinieri. Là, e smincio un altro ammazza brutta in sta riba. Ascoltate,
E mo si legge sul giornale Deo. Questo sarà l'aspetto della città una volta finiti i lavori. Ad avere, comprendi Oasi? Ma se ricordai l'aspetto della città che hanno passato in San Marino. Non tu bravo devi arrostire e fuori dos males. Oh, eu viu Duncasa, questa Varti che ha fatto lui con Paolo Carboni, con Castello Sixti, ma ho fatto bere prima questa premiazione che tanti fatto a Sirico, che lui andava, a Sirico non ci abbiamo mai andato, ci sono scelti Sandiri, poi a ritirare questo premio, grazie a Giacomo Serreri, e se andava a questo premio Maria Carta. E non si è mai stato né a Sirico, non Fiesta mai stato, né a Sirico né all'Asina. Poi all'Asina quando si andava aveva toccato a parlare a due spese, quando si girava la stoffa di sopra. Esattamente. E dunque, però, questa carriera cosa tua di un now, questa è una cosa che è troppo mancia. Dopo una provato di tutto tranne su ballerino. Su ballerino ancora classico, su tutt'uno. Però su fisico gedudeni, sì, grazie a Dio. Grazie a Dio. Le physique du rôle. E dunque, però tanti donano un mero riconoscimento in carriera. Cioè, Caliesi, a parte questo di Maria Carta, che ti ha toccato su Goran, ecco, questo mi ha fatto piacere ad Arricci e dopo sto gioco con piacere. Beh, casi rotto. Non fosse un anno sì, che non mi danno prima. Ma me la sborsa, senza i premi, mi basta solo più un applauso. Perché pochi ne sappi solo al coscenico. Su premi Guzman e Cus. Ecco, hanno saperire di Aici, poi prima hai detto poi non sei si scetti attori in teatro, ma sei si autori. E dunque, se tali si sia cosa che succede... Ma da due un esempio, io come attore, se hanno mi valuta di me, senza per falsa modestia, no, senza faccio, come attore, se faccio cosa, onestamente. Però tengo su coraggio di dire, come autore, valgo qualcosa. Secondo me... Sono più autore che attore. Posso una cosa, quanto Deo a Pubio, in film che ha fatto tu, in cosa di teatro, secondo me, noi vero, su che tu, se pago cosa come attori, se sono attori manno, poi ti fai... No, poi ci funti, cosa che potevo cercare caricature, no, che tu fai, se a volte, se funti personaggi, su che scetti tu a rennesci a incarnare in questa maniera e dunque se non è cosa di vale. No, Ottavio caro, ascolta, ti giuro che non ci pongo nulla, sei sempre se un devo e basta. Non è che mi pongo a nave gusto dove faccio 10, dove faccio come ti mi bene. Però funti tutto diverso sul personaggio, non è che funti sempre tutto uguale, cioè tu rennesci a fare recitazioni, funti appropriata sul momento. Cioè, proprio, io non ho studiato né dizione né recitazione. Ma è una cosa, un regalo umano. È spostare, voi che stiamo, se da accettare sai, gli sono contento, se non da accettare, sopportatemi. No, ma secondo me di una tu sei Castelldaio Doc, figlio di Castelldaio, di questa poeta improvvisatori, Mannu, chi non l'oddo. Ma se è vero che sei Castelldaio, ma tu a Scialandroni ci giocai? Sì, non ho che essere un numero uno, però me la cavo di discretamente. Poi su Scialandrone. Io mi ricordo che andavamo in Soccheddu. Ma stare sparisendo questo gioco. No, e poi non credo che... No, si gioca ancora. In Santarena era un magazzino, dice, ci puoi fare smiso. Dugna Miriccia sa partire a Scialandrone. Ahí c'è. E non c'è nulla in pallo, manco cose buffa, però si incazzava sempre. Ahí c'è. Dunque da lui gioca ancora a Scialandrone? Sì, ancora. Bene. La partita a Scialandrone mi dava poi Taddeo, infatti Deo, riconosciamo il Castelldaio. C'è tutta una nomenclatura. Infatti, noi ti domando infatti, poi noi conosciamo il Castelldaio, cioè riconosciamo il Castelldaio cantando si poneva a giocare, ma ricordo, nei bar del Castello, e ci abbiamo proprio tutto questo modo di nai, tutto il passaggio, come ti viene, ecco, come è che si svolge sul gioco del Scialandrone? Sa meccanica del suo gioco. E cosa che si narrata, sa nomenclatura. Sì, ci vuole, ci esprimo scarsa, 4, poi ognuno dei 4 carte, poi atrás 4, poi c'è sta cartetta. Sta cartetta. E poi ultimo c'è su scarto.
Oh, però in su giochi sociali andrò, si vuole bleffare e furai, no? Si andare a furai, tra virgolette. Questa astuzia consiste in fare ingresso avversario, sono venuto era arto, invece non è vero. Chi dice bleffai, beato, però che all'incontro da più scrammentare. Ah, no. La trasporta si fa scrammentare. No, ma si usa io danzando, poi si ne spunto, e giocate nesti stappo di bottiglie. Stappo delle bottiglie del gazzoso. E gazzoso, marca. C'è sa marcatore di spunto, c'è una reale. Se sbeccia la moneta scagliaritana, Infatti, mamma mia, su sodo, sa baiocca. Su sodo, sa baiocca. Una reale è solo rattiglio, 4 reali è una baiocca, per un sodo avuto 6 sprattiglios. 6 sprattiglios. E poi c'è su branco, che hanno avuto 2,50, eccetera, eccetera. E questo fianta su dinai, come si rianta si vuole bene, sì. Ma dinai, i santichi sono 90 sempre, non tengo manco 3 reali. Sì. O non è che non teniate a dinai, o non tengo un franco. Ma ricordo quando ci vede le lire ancora picciocchetta, a più, che mamma mi manda a questa bottega di comprare con una moneta di 5 franco di argento. 5 franco, sì. 5 franco, che io cantiera valgono 200. Vai gica, moi calesa. 5 franco si comprasse una barca cosa, però. Certo. Stiamo parlando anni 35-36. Bene. Dunque, e tu che hai fatto tutte queste cose, in moi, che avevi 90 anni, si ti da prage a fare, il progetto steni, si può dire, su tempo benidore. Il progetto su compatibilmente con l'esistenza futura. Vabbè, infatti, poi non è che siamo contenti, però in moi, cioè, si impegna cosa tua, cioè, se pensi di fare qualcosa, di scrivere... No, ci sto pensando di arero su. Di festeggiare, perché a luglio si ci arrennesce, deve fare in 90 anni di un palcoscenico e deve fare una specie di antologia, come dopo una prima. Istontesa si è fatto in teatro e magari anche in cinema, no? Bella questa cosa. Insomma, sì. Adesso una cosa, Giampaolo. Che ed è da bello intitolato, abbiamo già fatto questo titolo, Super Enaloddo. Ah, Super Enaloddo, sì. Via da una cosa. E pianta tutto come te Super Enaloddo fa 90, una cosa del genere. Bella questa cosa. E insando su, fate su una cosa, tu... Ma voglio fare in teatro, però un teatro. Ecco, se tu fai questa cosa in Castello, Mancai, c'è molto bello teatro. Ma vuole, scusa, con una bella orchestra dal vivo, non un'orchestra, un disco... Certo. 5 strumentisti, di schina un euro. C'era voglia un mandolino. Come ti fai? C'è un mandolino. C'è un mandolino pure. Bene. E tu, dunque, Giampaolo, se tu arrennesci a fare questa cosa, non sciusi e posso noi, sa dire che se nasce lui, o un'altra a dire, adesso mese 3 euro, però si arrennesci, si nosu, su devo di no, già io, che beneuso e fateuso questa registrazione, e ci poi i amici che di punti biendi, moi, in EIA TV, Porinti, gosai, di tutto questo spettacolo completo del Super Enaloddo che va in 90 e cosa fai tu in questo teatro di Castello? Mi dovessi uscire, no, su Veneuso, e fate questa registrazione bella di tutte le cose che hai fatto tu, in Savvire, in Sacarriera. È un'antologia dei rotto. E anche una cosa di nuovo, naturalmente. Anche una cosa di nuovo, e mancai a fare bene tutto i registi, i artisti che ti collaborano con tu. È una cosa troppo bella questa si da fare, se tu c'era a fare di lo spiacere. Poi serrai questa regionata, ma scamente ho chiesto di teatro, di cinema, di musica, di disco, di televisione, ma contami vagu sa prima televisione che è Videolina, che adesso ci ha fatto già 30 anni, 29 anni e mezzo, poi mi dicevo andavo a Sardegna 1, ma come ti fia da insando su quando nasce la televisione, traballare in televisione, tu che hai fatto il primissimo programma? Allora, prima di vai radio, cosa Videolina, c'è Radiolina. Contemporaneamente fia nasce, cioè contemporaneamente dopo una paria e mese nasce Videolina, ma anche facciamo in Castel di Susa ancora. Sul secondo piano ci era Videolina, noi sapevamo sul terzo.
E sul patrono vi ha sempre il Nicky Grauso. Certo. E mi ha trascinato un Nicky Grauso. Adesso fai qualcosa anche a Videolina. E teniamo carta bianca. E abbiamo fatto questa trasmissione, Il Calderone. Il Calderone. Sponsorizzata con Gianni Medda. No, sponsor vi ha venuto dopo 3 spuntaras. Ah. Poi mi ha un Nicky. Giampaolo, guarda che dalla prossima puntata il tuo Calderone sarà sponsorizzato. Cosa? Sponsorizzato cosa? No, non c'è. Cosa? Va bene. Mi ha ricordato che ne è via il primo sponsor, che però Nicky, grande furboni, si dia a donare a Gianni Medda, c'è tipo 3 o 5 puntaras, aspettando gli eventi. Sì. Infatti dopo 3 o 5 puntaras gli ha cambiato. Di applicare questa pasta all'uovo Pirri, sospendo pubblicità. Vabbè. Però è sta storia. E poi di applicare a Masnatta, poi Masnatta con Mochi. chimici. Sì. Ed è non ha più venuta tranne che qualcuno botto del detersivo. In sanno su via da Icci. E poi nasce questa trasmissione del Calderone che attende un successo enorme. Sì. Un vago che via Stiamo storica delle parlando su 1977. 76. 76. Sì. Poi da Sardegna Canta e cominciamo su 79 con Mario Dopo, Zamburro, sì. con Franca Pina che ha fatto sta sigla. Che poi subito dopo è intervenuto Gianni Medda Buonanima che di applicare il Calderone come sponsor. Certo. Di applicare con la scopa cicogna, ma Esatto, sì. E infatti poi Gianni Medda gli ha ideato e ha fatto nascere Sardegna Canta, Sardegna queste Canta, trasmissioni che ha lanciato bene gente e devo e tutto poi torno sempre grazie a Gianni Medda. Primo spuntare di poi Videolina. su e stetti visto che abbiate donato questa possibilità di traballare in televisione. Ma signora Elena ancora ragazza? Sì, signora Elena si tratta sempre. Ma 20 sempre solo più lungo in Santa Venderà, cioè zona... Noi poi Viviamo via Timmavo una borda. e poi funti passati a Generucci e poi a Cagliari, in questa zona Vabbè. accanto ai sospirali Brozzo, insomma, Sì. in questa zona. E dunque, io su contavo, e iniziando sul Calderone, come ti da faresti? Come ti piace queste telecamere Allora, iniziando? Come ti piace? Ci viene da 2 stelle. No, Due prima stelle. abbiamo una scelta, mi pare, poi non ho visto. C'è stata di uscire come ti viene, vero? Beh, Ci viene Marco Loi su regista sì. e io mi conta sempre che abbiamo la telecamera dei citofono, dei video citofono. Non ho uscito. Figura lì, detta se questione. Però, Però sono in una stanza pago prosumana dei gusta, detto sapere si toccano le luci in conca, quando pensiamo del suo studio abbiamo scroccante. però bella cosa, bella scosa. Però questa trasmissione piacere, Ci mi dare cosa. vago ci piacete Videolina, non vago vi hanno novirare. No, ma vi erano novirati, manna questi sì. videolina, insomma. Ci viene 5 elementi che sono andati però. Videolina e radiolina. Ci viene a Cico Marino, questo sa sopra, vi ero di mu, bravo. Sì. Bene, dunque, amico su stimato, mi pare che se si arrivavo su devo tengo con noi sul cronometro, perché mi tempo segnare il tempo, e mi pare che questa puntata si c'è volata proprio con Giampaolo Loddo, che si è regionato di tante cose, ma la cosa bella è che a 90 anni si è raccontato già più di 70 anni su de carriera, de storia della televisione, del cinema, della radio, del teatro, delle canzoni in Sardegna, e dunque questa è una puntata di Areros de Importumano ed io torno grazie a Giampaolo Loddo di questa possibilità che si è donata. Grazie di Aderos, grazie a voi. questa possibilità di venire a domo tua e esibideo sì, tu sei sempre pronto a organizzare questa non cosa. ho schizzionato una cosa vero, Eita? De sport, va. Devo fare una prossima volta. Si studiavo su Una questo volta argomento. ci abbiamo trascinato pure a Gigi Riva pure in no. una puntata di... E insomma, Dio sai, sicuramente Deo e Mavogli a registrare tutto questa serata, questa trasmissione che sa fare lui poi 90 anni, si è registrato questa cosa, tornavo a piccare questo argomento, ma gustotta adesso sport. Anda bene? Intanto, grazie a Giampaolo Grazie a Loddo voi. e grazie a tutto canto Un Bosatto saluto a tutti.
Casessi Chiu, si fa i pregeri, Domenico Ghibeni dice adesso un'altra puntata con un altro artista sardo e dunque e usaturai ancora una volta in pari. Allora, usa tutti. Bella zappolare in chiascio, e se che hai ci come su volontario. Ah, serra, di questione a crasa. Ma per ci tornato però prima mi accappa sburia con tutti che devi un maraffa che sa manetti. No, Valaria. Oh, saluto mi sono a chiedo. Allora Valaria, te che t'arrezza? A Marolla me lo capisci. A credere che su zira a tuoi muri. Ah, ho imbriaco. Come è andata oggi? Ah, Chirina, su Dina, Iappalia. Mesi a mesi. Sempre proprio il soldo, giusto, con gli scambi questa cosa va a fare. E quando ci beso una bottiglia. E 3 reali sì, Polo Sandro ne andiamo di chiedo. Ma poi mi dico su, Va troppo poco. No, è già io ora. Vai. Che te panga io. Oh, arioso, Arioso, pauroso e muccoso. Bella zappolare sposa. Tocca rocca, ma chiamare con le sue strisce prima che scurighi e vinci torna addosso. Ah, a me su notte mi piace l'accesso in Deo. E già ci abbiamo conosciuto che India volli. E poi, ne cambio mi sono vogliava a capo e mi si rappisca, mi sono stappenti, e ci posso che stiamo mulleria. Tutta sfemmina sa, la cosa si verrà. Commettere in burra, ti frega. Noi usciamo su show, eleganza di certa smolleri, ti conosco Deo, senza fare nome. E sta a dire questa eleganza su show, a unga spintare, a muro spintato, su giugnantante, a se stettista fa su macchinaggio, a farci, a pelliccia, senza contare smarino su, carenazzo di oro, sarei da cascio, rotto bene scerpato, a Cunau, gli ha buffato 2 sgreffoni su una, s'alluppa!